La corsa del virus non rallenta, misure più restrittive in arrivo, almeno con una stretta sugli assembramenti. Quello che si chiede ai cittadini in vista del fine settimana è un rigoroso rispetto delle norme anticontagio ed il prossimo weekend a Treviso diventa un cruciale banco di prova per monitorare piazze e centri nel tentativo di evitare le chiusure che metterebbero in ginocchio tante attività già duramente provate dalla pandemia. I controlli ci saranno, annuncia il Viminale. E la scorsa settimana sono stati 20.248 i controlli che le forze dell'ordine hanno fatto sui cittadini veneti. Dall'inizio della pandemia quasi 600.000 veneti sono stati controllati e circa 180.000 esercizi commerciali. I controlli dunque continuano, sono arrivate ed arriveranno anche le sanzioni per chi non rispetta le regole, mettendo a repentaglio la salute e pure l'economia. Da maggio sono stati sanzionati 263 trevigiani che non indossavano la mascherina, non rispettavano le distanze, creando assembramenti, ma ci sono anche 9 cittadini denunciati per non aver rispettato la quarantena nonostante fossero positivi al virus. Ecco dunque l'appello del sottosegretario Variati alla responsabilità di ciascuno. Le forze dell'ordine fanno la loro parte e lo faranno anche con molte presenze in questo fine settimana, ma serve il senso di responsabilità individuale e collettiva. Solo così potremo francamente fermare un virus che è ancora sconosciuto senza vaccino.